Nel frattempo Paolo gli fa un sacco di domande. Restano a chiacchierare seduti in trattoria fino alle 23:30. Poi salutano e vanno via fermandosi a fare benzina in un self-service e quindi avviandosi verso Ostia. Paolo spiega a Rizzetto che se lui è d'accordo andranno in un luogo isolato per fare qualcosa, poi così disse, e poi lui gli dà 20.000 lire. Pino sorride e acconsente. A mezzanotte l'Alfa si ferma nel campetto di calcio dell'idroscalo. Paolo si sfila gli occhiali e li posa nel portaoggetti dell'auto, poi si abbassa e comincia un rapporto orale con Perosi, che però di colpo si ferma. Il rapporto di Perosi da questo momento entra nel vivo, la storia di una lite tra Frossi, la storia di Pino che all'improvviso non si sta più, esce dalla macchina e si allontana, e di Paolo che insoddisfatto, arrabbiato, gli va dietro. Che cosa è successo? Cosa vuole quel signore gentile dal pischello? Disse Perosi che l'uomo gli ha chiesto qualcosa, una cosa che il ragazzo assolutamente rifiuta di fare, e rifiuto l'ha fatto in bestiaria. Prese un bastone e ora lo minaccia con occhi cattivi. Pino si spaventa e scappa, l'uomo gli corre dietro. Corrono per circa 50 metri, ma Pino con gli stivaletti, il terreno è pieno di buche e di pozzanghere. Il ragazzo scivola a terra. L'uomo lo raggiunge e lo colpisce alla testa con il bastone. Allora Pino vede per terra una tavoletta, la afferra e la spacca sulla testa di Paolo. Poi gli dà 2 calci e lo colpisce anche in faccia con altri calci. Quello è pazzo di furore. Pino ora ha paura, non capisce più niente. Tiene stretta la tavoletta e picchia finché Paolo non cade a terra, poi sale in macchina e cerca una via di fuga, mentre schiaccia il piede sull'acceleratore di quell'auto di lusso che non sa guidare, sente un sobbalzo. Pensa di aver preso in pieno una cunetta o una buca. Poi metri più avanti si ferma, c'è una fontanella. Pino scende dall'Alfa, si sciacqua le mani e la faccia e infine riparte. Poco dopo sul lungomare i carabinieri lo vedono correre contromano e azionano la sirena. E la lite tra Frossi che ha ucciso Pierpaolo Pasolini è tutta qui. Il racconto di Perosi e gli inquirenti che il giorno dopo il delitto hanno già in mano un lungo, articolato e dettagliato verbale. Quella domenica la notizia della morte di Pasolini, battuta dalle agenzie di stampa, colpisce l'Italia come un pugno. Chi è morto? L'autore di Teorema, Ragazzi di vita, Mamma Roma, lo scrittore resiste al poeta, il Frosso. E come è morto? È morto da Frosso, ucciso a botte da un ragazzo di vita che aveva adescato per fare sesso, in auto in cambio di poche lire. Che schifo! L'Italia dei ben pensati si scandalizza. Ma la poesia rassicura tutti, l'assassino confessato, l'assassino al sicuro in una cella a caso chiuso. Questa storia non c'è nulla che quadri, a cominciare dai primi rilievi. All'idroscalo la polizia trova accanto al corpo di Pasolini decine di curiosi, ragazzetti baraccati, stanno lì a calpestare le tasse del pestaggio e nessuno pensa di cacciarli via. Poco più tardi alle 9 una squadretta di ragazzini in maglietta gioca a calcio sul campetto vicino al cadavere, ci sono giornalisti, fotografi, pischelli. Tutta gente che cammina sul luogo del delitto e rende impossibile più tardi l'esame di eventuali tracce di passi o di pneumatici, più che un'indagine è un caos. Per non parlare dell'Alfa 2000 GT di Pasolini che resta nel garage dei carabinieri fino al giovedì successivo, quando finalmente viene consegnata alla scientifica. Per 4 giorni l'auto resta aperta sotto la pioggia finché non viene parcheggiata al riparo di una tettoia. Nella manovra l'autista va a schiantarsi su un palo. Su quell'auto ci sono ancora un maglione verde e un plantare numero 41 che non appartengono a Pasolini. Il maglione è vecchio e logo, la famiglia non lo riconosce ed i plantari Pasolini non ne ha mai portati, non appartengono neanche a Perosi. Nella macchina si sono finiti sicuramente il giorno dell'omicidio, perché il giorno prima l'auto è stata lavata, c'è una macchia di sangue sul tetto dell'Alfa, è segno che qualcuno si è apposato con la mano sporca per aprire la portiera di destra, quella del passeggero. La famiglia del regista affida la perizia necroscopica
al professor Faustino Durante, medico chirurgo, docente dell'Istituto di Medicina Legale dell'Università di Roma. Il perito scopre che Pasolini è morto perché la sua auto gli è passata sopra fratturandogli 10 coste esterno, lacerandogli il fegato e facendogli scoppiare il cuore. Prima però è stato massacrato di botte. Come? Nel campetto dell'idroscalo ci sono 2 pareti e 2 tavolette insanguinate, ma per il professor Durante Pasolini è stato colpito con qualcosa di molto più pesante. La cosa più strana è che il presunto assassino è Pischero Perosi e pulito. Ha soltanto una macchia di sangue su un polsino, un'altra sui calzoni. Non può essere che Pasolini non abbia reagito all'aggressione, eppure Perosi parte una piccola ferita sulla fronte e non ha lesioni né escoriazioni. E allora? Quanti erano? Chi ha aiutato Pino a massacrare Pasolini? Perosi disse di aver fatto tutto da solo. Ma come? Un ragazzetto di 17 anni, alto 1,71 m, pesa solo 60 kg. La stampa si concentra sul giallo Pasolini. Dopo uno degli interrogatori, i poliziotti trascinano Perosi nel carcere di Esina Seri. Il ragazzetto ha gli occhi gonfi, forse ha pianto, forse lo hanno pestato. I giornalisti lo chiamano, lo bombardano di foto, uno gli urla: Pino, ma che hai fatto all'occhi? Me pare una rana. Si guadagna allora da allora il soprannome di Pino la rana, e magro e confuso è proprio un peschello. È stato lui a ridurre Pasolini in quel modo con un pezzetto di legno fradicio, e quello non si è nemmeno difeso. Il processo Pino Perosi, imputato di omicidio nella persona di Pasolini Pierpaolo, si apre il 2 febbraio 1976 davanti al Tribunale per i minorenni di Roma. La famiglia di Pasolini, con gli avvocati Guido Carvi e Nino Marazzita, si costituisce parte civile. A presiedere il tribunale è Alfredo Carlo Moro, fratello del presidente della DC Aldo Moro. Il giudice respinge la richiesta di considerare Pino Perosi incapace di intendere di volere, avanzata dalla difesa sulla base della perizia del professor Aldo Semerari, un criminologo legato agli ambienti eversivi, durante la strategia della tensione, che poi verrà ucciso dalla camorra. Il 2 aprile 1976 il tribunale condanna Perosi a 9 anni, 7 mesi e 10 giorni, a 30.000 lire di multa per atti osceni, furto aggravato e omicidio volontario nella persona di Pasolini Pierpaolo. Ma i giudici non credono nella sua versione. Ritiene il collegio, scrive Alfredo Carlo Moro, che dagli atti emerge in modo imponente la prova che quella notte all'idroscalo il Perosi non era solo. L'imputato e il procuratore generale si appellano alla sentenza. 4 dicembre 1976 la sezione per i minorenni della Corte di Appello di Roma assolve Pino Perosi dall'imputazione di atti osceni e furto, ma conferma la condanna per omicidio. Questa volta però, riesaminati tutti gli elementi, la nuova Corte ritiene estremamente improbabile, per tutte le cose dette, che Perosi possa aver avuto uno o più complici. A massacrare e uccidere Pierpaolo Pasolini quella notte all'idroscalo c'è soltanto lui, Pino il Risetto. L'omicidio è l'esito sconclusionato della solita lite tra Frozzi e marchettai. Il 26 aprile 1979 la Corte di Cassazione conferma la sentenza. Pasolini è stato ammazzato da Pino Perosi, punto e basta. Il processo è finito, ma il mistero dell'idroscalo è appena cominciato. Per comprenderlo fino in fondo dobbiamo fare un salto indietro nel tempo, come nei film di fantascienza. Un salto indietro di 13 anni su un campo di frumento, nel buio di una serata piovosa a 1 chilometro scarso dalla pista di Linate Milano, quando nel cielo compare tra le nubi una palla di fuoco. Il caso Mattei, una palla di fuoco. La palla di fuoco rotola nel cielo, seguita da numerose stelle filanti, bagliori luminosi che scendono rapidamente verso terra sotto la pioggia battente. È la sera di sabato 27 ottobre 1962. Pochi minuti prima di atterrare all'aeroporto di Linate, il Morin Saunier 760, dopo essersi acceso in una fiammata, si schianta sulle
campagne di Bascapè, tra gli alberi, campi seminati a frumento, orti e boscaglia, nel cuore della provincia pavese. A bordo dell'aereo proveniente da Catania diretto a Milano ci sono il presidente dell'ENI Enrico Mattei, il pilota Irneo Bertuzzi e il giornalista americano William McHale. Tutti e tre perdono la vita, i loro corpi orribilmente mutilati e carbonizzati finiscono appesi tra le pozzanghere. Nei resti della carlinga spuntano la patente bruciacchiata del pilota e riquadrate con le sfere d'oro dell'orologio Omega che Mattei portava al polso. Le lancette sono ferme alle ore 18:50.